me e la mia famiglia, nel tempo, abbiamo visto la consolazione del Signore, l'edificazione e siamo sicuri che il Signore ci porterà avanti, perché il piano di Dio nella nostra vita ci sta confermando che deve andare avanti. E per le cose che stanno nascendo nella chiesa di Piacenza, perché tante volte io me lo chiedo, ma io perché ce faccio a Piacenza? Come mai sono a Piacenza? Però la nostra vita è nelle mani del Signore. Tanti di noi potremmo dire, ma che ci facciamo qua? Che ci facciamo magari al nord? Ma il Signore così ha voluto, sia fatta la sua volontà. Noi serviremo il Signore lì dove ci ha messi. E detto questo, andiamo perché sto qua. Sto qua perché devo cantare un cantico. Un brano che ha per titolo Tu sei ancora importabile. Questo è un brano, lo devo spiegare perché è giusto prendere l'idea. Ho fatto parte del gruppo del complesso Sela di parecchi anni fa, tanti anni fa. Il Signore ci chiede, ha messo nel cuore dei responsabili della nostra chiesa a Casalnuovo tanto tempo fa, di curare i giovani, e ci hanno dato la possibilità di formare questo gruppo, questo complesso. E lo facevamo con, non so se posso prendere qualche minuto per questa testimonianza, ma credo che può servire a tanti giovani che si accingono a suonare, a servire il Signore, in questo campo. Quando abbiamo formato quel gruppo, mai pensavamo di poter andare avanti per tanto tempo, evangelizzare, fare campagne evangelistiche, e lo facevamo perché ci piaceva suonare. E vedevamo però man mano nel tempo che il Signore benediceva quell'opera. E c'era un fratello tra di noi che il fratello Giuseppe Palladino, che ha scritto il 90% di quei cantici, e ci hanno invitato un po' dappertutto. Siamo andati un po' avanti e indietro per l'Italia, che i fratelli ci conoscevano, ci invitavano nelle evangelizzazioni, e in una di queste evangelizzazioni, vengo al punto del cantico, stavamo in Sardegna. In Sardegna, prima di fare l'evangelizzazione la sera all'aperto, noi eravamo ospiti in certe delle case dei fratelli, e il fratello Giuseppe era ospite da una sorella che aveva un figlio in ospedale. E lei raccontò al fratello Giuseppe che questo figlio da piccolo andava alla scuola domenicale, frequentava la chiesa, era, come abbiamo sentito, un figlio di una sorella che pregava per 20 anni, fratello. Però cosa era successo? Che questo ragazzo si era allontanato dal Signore, e Peppino Palladino vide questa fotografia di questo ragazzo, che era uno sportivo, un bel ragazzo, molto, un bel fisico, prorompente. E successe che la sorella disse: fratello, non devi venire con me perché adesso dobbiamo andare a trovarlo qui in ospedale. E in ospedale, quando andò a trovarlo, vide una persona che non l'avrebbe mai riconosciuta, perché la fotografia era una cosa, la persona in ospedale era un'altra. Aveva l'AIDS, quindi aveva visto una persona che era diventata una larva umana. Quel ragazzo della fotografia non esisteva più, e lo sguardo di questo ragazzo era uno sguardo perso, vuoto. E Peppino si aprì il cuore, perché questo malato diceva: io intorno a me non c'ho più nessuno, non mi guarda nessuno. Una volta io avevo tanti amici, tante persone mi stavano intorno, mi cercavano, non si usciva se non c'ero io in quella compagnia. Però adesso sono
hanno pregato, il fratello Peppe se n'è andato, non abbiamo purtroppo belle notizie, sappiamo che lui ha dato il cuore al Signore, sicuramente si continuava a pregare, ma lui ha finito il percorso terreno. Però Peppe ha scritto questo articolo che ha per titolo "Tu sei ancora importante", perché per gli uomini puoi anche non essere più importante dopo un certo periodo della tua vita. Noi per esempio abbiamo i bambini sono importantissimi per noi, siedono in prima fila, hanno la nostra attenzione, però a un certo punto crescono. Ognuno di noi si è sentito prima importante e poi non più importante, prima all'apice e poi improvvisamente sottoterra. Per Gesù, fratello e sorella, noi siamo importanti, fino al punto che Gesù ha dato la sua vita per ognuno di noi. Quindi questo cantico vuole elencare una volta, racconta un po' questa storia tra le righe, ma il titolo è "Tu, noi, sei ancora importante".
Gloria a Dio. Dio ci benedica tutti.